Impressionante rendimento interno della Genova Calcio, fatto di 3 vittorie e 2 pareggi, andamento non corroborato dal cammino in trasferta dove non è ancora arrivata la vittoria, l'unica esterna della Cairese, centrata un mese fa a Sestri, ovvero a pochi chilometri dal Ferrando di Cornigliano, dove va in scena l'anticipo della 12ª giornata di eccellenza, di fronte appunto a Genova Calcio e Cairese. La gara sonnecchia nel primo quarto d'ora, sono i padroni di casa a condurre le operazioni di gioco, minuto 16, azione rugbistica che porta al tiro Messina, frettolosa la conclusione del numero 8 che si perde larga sul primo palo. La gara si accende d'improvviso, 20° minuto, Torra ubriaca Marco Raso sulla sinistra, il suo tiro sbilenco diventa un assist perfetto per Pizzolato, il numero 8 in posizione regolare spara alle stelle, fine frazione di marca decisamente locale, a cavallo del 40° corner dalla destra che libera Rossi all'elevazione, per chi dice che il calcio non è questione di fortuna, vedere per credere la respinta dalla difesa ospite. Il secondo tempo montato e curato da Didi Orlandi riparte dal 9° minuto, Matteo Rossi dalla destra, le sue finte, il diagonale del capitano viene respinto da Giribaldi, Cairese sorniona e cinica, al minuto 11 azione in verticale degli uomini di Giribone, lancio dalle retrovie, spizzata per Alessi, il numero 10 in diagonale gioco di sponda col palo e realizza il gol del clamoroso vantaggio ospite. La Genova Calcio accusa il colpo ma per soli 8 minuti, al 55° infatti quando Messina centra per Roselli, la spizzata del numero 9 elude l'intervento di Giribaldi e rimette le cose in parità. L'1-1 dà alla gara i connotati di un assedio, minuto 25, primo episodio dubbio, Ferrari viene fermato così in area di rigore per Spataru di Siena, tutto regolare. Proteste locali che continuano 5 minuti più tardi per questo tocco di mano in aria che sembra a dire il vero piuttosto evidente, anche in questo caso il direttore senese lascia proseguire sul continuo dell'azione, Giribaldi prima dice di no al colpo di testa di Matteo Rossi, poi in qualche modo allontana anche il tappin di Roselli. Il vero capolavoro però l'ex portiere della Veloce lo compie al 41° quando va a deviare in corner un'autentica sassata a botta sicura di Oliviero, blindando l'1-1 finale. Termina 1-1 non senza polemiche da parte della Genova Calcio, che ultimamente ha un feeling piuttosto complicato con i calci di rigore. La Cairese è stata brava a colpire nel momento migliore della Genova Calcio, bella la reazione però degli uomini di mister Maisano.